Un saluto a tutti gli ascoltatori della Web TV Esplora e Ama e ripartiamo con il nostro ciclo di trasmissioni a tu per tu dedicate agli artisti che si contraddistinguono nel panorama regionale per le loro attività, quindi artisti friulani che fanno un'attività importante e soprattutto che presentano delle novità. Io sono in compagnia di Giampaolo Rinaldi, un pianista, mondista e compositore friulano molto attivo sulla scena jazzistica del nord-est italiano. Ha fatto un percorso personale importante, ha lavorato con artisti importanti del panorama nazionale ed internazionale e l'abbiamo invitato ospite qui presso la nostra web TV perché presenta il suo nuovo disco Sapiens Dant Min Sapiens e io vorrei proprio sapere da lui, che è qui con noi e che lo ringrazio. Buongiorno Giampaolo, grazie per aver accettato il nostro invito. Vorrei proprio sapere la genesi di questo tuo nuovo disco. Certo, allora sostanzialmente a livello concettuale il titolo deriva da una lettura di un libro di Yuval Noah Harari, che è un filosofo storiografo israeliano molto interessante, di cui mi hanno colpito diversi scritti, perché ho letto diversi libri. Uno in particolare si chiama Sapiens e parla della storia dell'umanità, dell'evoluzione che noi abbiamo avuto come genere, di tutte le invenzioni che abbiamo creato per migliorare a dismisura la qualità della nostra vita, al tempo stesso però mettendone un po' in discussione non dico il valore, ma la crescita che in ognuno di noi ha portato, nel senso che spesso e volentieri le scoperte hanno migliorato sì il nostro stile di vita, al tempo stesso però possono aver indebolito in qualche modo le nostre consapevolezze personali, parlando proprio di individuo singolo. Quindi c'è una riflessione sostanzialmente sull'evoluzione umana che magari non è proprio così evolutiva come sempre crediamo. Questo è un po' il senso che c'è dietro al disco. Ecco, tu diciamo che suoni in un trio, ci sono altri compositori con te. Ecco, un po' raccontaci anche di questi tuoi colleghi che con te compongono questo trio e anche un po' del percorso che avete fatto, perché si sa che i musicisti poi, tra virgolette, si annusano, si piacciono, si mettono insieme, fanno un percorso insieme. Ecco, raccontaci un po' come è nato questo sodalizio, come si è sviluppato. Certo. Noi sostanzialmente suoniamo insieme da molti anni. Dire il momento preciso è sempre molto difficile perché nel tempo ci si incontra, ci si trova in varie situazioni diverse, finché alla fine abbiamo cominciato poi a suonare insieme come trio. E nella fattispecie parliamo di Mattia Magatelli al contrabbasso, che è un bassista che viene dalla Lombardia, adesso trasferito qui, e Marco D'Orlando, che è un giovane batterista, una promessa della batteria italiana, che risiede a Udine. E abbiamo anche età un pochino diverse, però ci è creata un'alchimia che io ho sentito in maniera molto forte con loro, tant'è che di fatto questo è anche il secondo lavoro che noi registriamo insieme, perché abbiamo già prodotto un altro disco in trio uscito nel 2018. Quindi diciamo che è una conferma. Quindi diciamo che questo è il secondo e mi pare che se le premesse sono queste lavorerete anche per fare altro. A me piacerebbe molto, anche perché siamo in continua evoluzione da quel punto di vista, e è accaduto ad esempio nel corso della presentazione del primo disco che già si inserissero in scaletta brani che poi avrebbero fatto parte del secondo, quindi abbiamo voglia chiaramente di andare avanti e come è abbastanza consueto nel mondo dell'improvvisazione di sfidarsi, per cui sostanzialmente è facile che poi abbiamo voglia di inserire sempre il repertorio nuovo e tutti e tre tra l'altro produciamo a livello di scrittura, per cui è chiaro che ci sia voglia di sfidarsi in tal senso. Ecco, voi avete già fatto la presentazione di questo disco in alcuni eventi, ecco, raccontaci un po' com'è andata, qual è stato così lo spirito col quale è stato accolto, così tanto per renderci anche un po' partecipi. Certo. Ma allora in realtà noi abbiamo finora presentato il disco in un'occasione, una settimana fa, a Jazz Insieme, che è una rassegna molto importante del Pordenonese, ed è stato un onore per noi perché di fatto siamo stati inclusi in un cartellone che poi ci vedeva affiancati
non affiancati, chiedo scusa, ma di fatto inseriti nello stesso programma di musicisti pazzeschi del panorama jazzistico come Avishai Cohen, trombettista con il suo gruppo Big Vicious, e John Scofield la sera seguente, per cui è stato un onore questa cosa e tra l'altro per me in particolare, che sono pordenonese, è stato veramente un'emozione poter presentare il disco per la prima volta lì. In realtà poi gli appuntamenti non sono finiti perché ne avremo altri. Parlando per esempio del territorio udinese, saremo il 30 di giugno inseriti nel pre-festival di Udine Jazz, quindi per Euritmica, e ci saranno altri appuntamenti in seguito e quindi diverse occasioni anche per chi avesse interesse per sentire di che cosa si tratta. A livello di response, a livello di quello che è successo in termini di risposta, ma io sono molto contento perché io credo che questa sia una musica che almeno tenta di abbracciare un pubblico non solo di addetti ai lavori, e qualche volta magari in termini di responso, così per raccontare un aneddoto, capita che qualcuno mi dica che può essere una musica che alle volte riesce a dire qualcosa anche a qualcuno che non è propriamente addetto ai lavori, come spesso e volentieri capita nel mondo jazzistico. Quindi può avvicinare anche pubblico che magari non è, perché qua parliamo ovviamente di musica jazz, quindi di musica improvvisata, esatto. Per cui voglio dire, ci sono gli appassionati, però tu mi stai dicendo un messaggio importante, che anche chi magari non è appassionato, amatore o forse non la conosce, la sente e ne viene coinvolto. Questo è molto importante perché voi riuscite comunque ad arrivare anche a fasce di ascoltatori che magari non sarebbero raggiungibili. Diciamo che più che avere la sicurezza, il mio sarebbe un auspicio, nel senso che questo sarebbe quello che a me piacerebbe. E a proposito di responsi, visto che me lo chiedevi, diciamo che alle volte capita che ce lo dicano ed è una cosa che mi fa veramente molto piacere, perché fondamentalmente poi al di là di tutto la musica si fa anche per quello, no? Soprattutto per comunicare poi in definitiva. E quindi questo è molto importante, quindi un ricco calendario, un'estate che si preannuncia ricca di attività, ricca di eventi. Mi piacerebbe capire un po' il vostro futuro, qualche anticipazione se me la puoi dare, perché sicuramente voi siete già come dire, predisposti, state già pensando al prossimo alla prossima vostra fatica, al prossimo vostro disco. A dire la verità io non so adesso rispondere di questo, le idee sono sempre tante e ognuno di noi è leader, tra virgolette, e sideman in tutta una serie di formazioni, per cui abbiamo delle idee e cerchiamo di realizzarle in varie forme, per cui in questo momento non so quale sarà poi eventualmente il prossimo lavoro discografico. Perché nascono così, no? Le idee forse? Diciamo che spesso e volentieri serve anche molto tempo per metabolizzarle, nel senso che ad esempio rispetto all'ultimo disco comunque sono passati 4 anni a livello di data di pubblicazione, poi a livello di registrazione diciamo un 3, comunque ci vuole del tempo tra la scrittura, l'arrangiamento dei brani, le prove per farli girare in un certo modo, la registrazione, il tempo tecnico poi per realizzare il tutto. C'è sempre bisogno di calma, diciamo, in queste cose. A livello di idee ce n'è tante, quindi speriamo che ci sia modo di realizzarle quanto prima. Bene, noi te la auguriamo. Grazie. Ringraziamo Giampaolo Rinaldi, musicista, è qui con noi perché deve presentare Sapiens Doesn't Mean Sapiens, il suo ultimo disco realizzato con con i componenti del suo gruppo. E ti facciamo tantissimi auguri. Grazie mille. E se volete saperne di più, tu hai il tuo sito internet, certo, Facebook, quindi potete documentarvi, andare a vedere e perché no andare a vedere anche uno dei suoi concerti, perché essendo una musica molto particolare, come dice lui, il mio sogno è che anche chi non segue questo tipo di musica magari si appassioni. Quindi questo è l'invito che noi facciamo a tutti voi. Un grazie a tutti voi che ci avete seguiti, vi ricordo che stiamo trasmettendo dal Record Space di Cittafiera per il ciclo di trasmissioni a tu per tu. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento.